Anche se con un giorno di ritardo perché il 25 febbraio era domenica di Quaresima, Agrigento ha celebrato il suo santo patrono. Lo ha fatto ieri pomeriggio nella chiesa di Sant'Alfonso con il solenne pontificale. Una folla di fedeli ha ascoltato le parole di Luigi Renzo, vescovo di Mileto, dove San Gerlando fu provinciario del capitolo, e quelle dell'arcivescovo di Agrigento. Le due diocesi hanno stretto una sorta di gemellaggio proprio nel segno di San Gerlando. Tra i primi banchi ad assistere alla Santa Messa il sindaco della città Lillo Firetto, il prefetto Dario Caputo e il questore Maurizio Auriemma e altre istituzioni. Facciamo i conti con un passaggio epocale rispetto al quale non intravediamo una logica di cambiamento, ha detto nel corso dell'omelia il cardinale, che poi ha aggiunto: ci piace condividere il desiderio di una Chiesa che non smette di essere lievito in mezzo alla pasta e piccola fiammella in mezzo al fittello. Vogliamo costruire un pezzo di futuro con la stessa fede che ha avuto San Gerlando, lui che era un uomo paziente e tanto ambizioso. Queste ancora le parole di Don Franco. Il pomeriggio si era aperto con una processione con il busto reliquiario per le vie Santa Maria dei Greci, anche piazza Don Minzoni e il vicolo del seminario. Sono stati i sindaci dei 4 comuni del Belice, Menfi, Montevago, Santa Margherita e Sambuca, durante la sagra celebrazione nella chiesa di Sant'Alfonso, a portare l'olio per la lampada votiva che splende davanti all'urna di San Gerlando. Sono i comuni colpiti 50 anni fa dal terribile terremoto che ha mietuto diverse vittime, ha ricordato e spiegato il cardinale Montenegro, che ha distrutto un intero territorio segnandone profondamente la storia. Lo scorso 14 gennaio abbiamo ricordato quel dramma. L'offerta dell'olio, oggi ha concluso Don Franco, è l'occasione per pregare ancora per le tante famiglie che hanno dovuto fare conti con quella tragedia e con quanti ne sono rimasti penalizzati per la morte di persone care.